Allora, eccoci rientrati in studio. Il nostro dibattito è continuato anche durante la pausa pubblicitaria, ma io volevo coinvolgere anche gli altri due ospiti che ancora non sono intervenuti, che non hanno detto un po' la loro su questa vicenda, questa complicata vicenda di Piazza Fontana. Alex Cioni. Beh, io sono un po' esterrefatto, voglio dire, sono sincero, perché io questa sera sono qui a rappresentare un comitato di cittadini, ma non posso nascondere la mia lunga, ormai 25 anni, militanza a destra. Ho iniziato a 17 anni e di Piazza Fontana ne ho sempre sentito parlare all'interno del nostro ambiente politico. E ne ho sempre sentito parlare come una brutta storia, ovviamente, molto brutta. Sono stati scritti molti libri, sono state fatte molte inchieste e quello che ho sempre sentito da parte nostra, all'interno della destra politica italiana, è il rifiuto assoluto dell'imputazione che è sempre stata data al nostro ambiente politico, alla nostra area politica, di quello che è successo in quel giorno. Io invidio chi ha certezze assolute su quello che è successo quel giorno, su quello che è successo poi nei 10-12 anni successivi. Perché, come è stato detto anche prima, sono anni nei quali la chiarezza era impossibile manifestarla, considerato i giochi e gli interessi che erano in campo, soprattutto anche da parte straniera, come giustamente ha detto il direttore prima. Però io rifiuto quel collegamento che ha fatto prima il direttore, che addirittura è partito dalla Repubblica Sociale al 51 e poi di via discorrendo, perché intanto anche le inchieste giudiziarie hanno stabilito e non sono riusciti a trovare una verità su chi sono stati gli esecutori e i mandanti di certe stragi. Sono state fatte tante inchieste in tal senso. Io potrei ricordare per esempio l'inchiesta che aveva fatto le Brigate Rosse. Loro ne fecero una su Piazza Fontana e stabilirono che gli attentatori, gli esecutori, furono proprio Valpreda, gli anarchici. La bomba gliela diedero degli elementi di estrema destra, questo sì, ma l'esecutore materiale fu Valpreda. Non era un'inchiesta fatta così a caso, tant'è che fu presa seriamente anche dalla commissione parlamentare negli anni successivi. Ma se dobbiamo parlare anche di una tradizione bombarola in Italia, chi ebbe una tradizione di bombe, beh, insomma, furono soprattutto esponenti che provenivano dagli ambienti della sinistra, dell'estrema sinistra, e parte lì sì c'è un filo che li unisce, dalla resistenza partigiana. E arriviamo agli anni 70, voglio ricordare Gian Giacomo Feltrinelli, voglio dire che morì saltando per aria mentre stava mettendo una bomba in un traliccio. È vero? Nel Vicentino, vicino a casa mia, 3 giovani di estrema sinistra di potere operaio, adesso non mi ricordo la sigla perché ce n'erano tantissime allora, soprattutto nell'Alto Vicentino, saltarono per aria mentre stavano confezionando una bomba. Cioè, questo per dire cosa? Che avere le idee chiare su quello che è successo in quegli anni, secondo me, è impossibile oggi, è impossibile, perché nemmeno i magistrati, i giudici sono riusciti a descriverla, probabilmente forse riusciranno gli storici negli anni che verranno a trovare una verità. Però è anche vero che in Italia ogni nefandezza che è scoppiata, è accaduta nel nostro paese, appena successa, la si liquida subito dando la caccia al fascista, all'estremista di destra, alla destra, no? Così come per ripulirsi la coscienza. Finisco arrivando a Bologna. A Bologna sono stati costituiti negli anni anche comitati trasversali, mi ricordo Pannella, i radicali, la Bonino, esponenti comunisti stessi, che insieme portarono avanti la difesa di Mambro e Fioravanti, perché loro sono stati 2 terroristi neri che ne hanno combinati di ogni, lo sappiamo, ma hanno sempre rifiutato l'accusa di essere stati gli esecutori della strage infame di Bologna. E ancora oggi, no? C'è una sentenza del Tribunale di Bologna che stabilisce il contrario, però c'è anche l'ex presidente defunto Cossiga
si scusò con l'allora Movimento Sociale Italiano quando lui da ministro dell'Interno disse subito a caldo che quella era una strage fascista, poi se ne pentì e negli anni da picconatore, negli anni successivi, cambiò completamente versione. Cioè, per dire, io non per salvare una parte politica nella quale io per esempio ho fatto parte e faccio parte da tanti anni, perché quelle lì sono cose infami. Cioè chi mette una bomba e fa saltare a parare dei civili è un infame, è una persona, voglio dire, che non merita nessun tipo di grazia. Però per il bene dell'Italia e se vogliamo fare un servizio nei confronti delle vittime, delle centinaia di vittime che ci sono state in Italia in quei 12 anni, 10 anni, non liquidiamo dicendo sono stati i fascisti, gli estremisti di destra, abbiamo risolto il problema. Non è così, è molto più articolata. Io sono d'accordo con lei su quello che sta dicendo, cioè non confondiamo persone che vedono il mondo secondo un'ideologia di destra e quelli che vedono da sinistra o quelli che lo vedono dal centro o da altri punti di vista. È chiaro che in quel periodo è nato la politica degli opposti estremismi e ci sono caduti tutti, destra e sinistra. Allora stiamo analizzando i fatti, poi e non accusando la destra, ma una certa, sicuramente Freda non era di sinistra, anche attenzione perché Freda inventa un partito, lei si ricorda come si chiamava? Il nazi-maoismo. Il nazi-maoismo e fa delle sfilate per il centro, Corso del Popolo, no? E quindi davanti ci sono quelli con la bandiera nera e dietro sono quelli con la bandiera rossa. Se posso permettermi, l'ordine nuovo è una citazione gramsciana, tra l'altro. L'ordine nuovo è una frase di Antonio Gramsci. Attenzione, ci sono sempre state suggestioni. La maggior parte di questi gruppi prendono sempre spunto da gruppi di sinistra e poi rubano, si appropriano di un nome, di un titolo, e evidentemente era un titolo che poteva raccogliere dei consensi, ma non vorrei accusare nessuno, io vorrei restare sui fatti. Allora, che Freda ha fatto, assieme a Ventura, una libreria vicino a Liviano, no? Dove erano pubblicati regolarmente i libri di Evola, no? O di tutto quello che è stata la storia vista da un certo punto di vista, e peraltro c'era anche un divieto di un periodo un po' difficile che è stato il ventennio. C'era un libro in particolare del generale De Grelle che era ricercato dagli alleati, rifugiato presso Francisco Franco, che aveva anche accolto il dittatore croato Ante Pavelić, che ha pubblicato un libro, I 1000 anni di Hitler. In Spagna non è riuscito a pubblicarlo, l'ha pubblicato una tipografia di un editore di Trieste, di Monfalcone, ed era in vendita. E la cosa mi meravigliava perché proponeva delle idee che una libreria vicino a Liviano, che era, diciamo, vicino a un centro nevralgico della struttura studentesca padovana, certi libri forse non conveniva pubblicarli, visti da quel punto di vista. Io li comprai, io comprai una valigia di libri, per capire che cosa succedeva. L'editore era Ventura. E quindi c'è un certo tipo di indirizzo. E questo è il problema. Allora non facciamo di tutto un'erba un fascio, e quindi salviamo quelli che giustamente hanno portato. Ma io mi ricordo che Almirante si arrabbiò a un certo punto, perché diceva il mio partito non è identificabile con quella gente lì, ha fatto un distinguo, perché era pericoloso, ma sono stati strumentalizzati, questo è il punto, e direi ai giovani non fatevi strumentalizzare, perché è già successo. Allora Facchini era mio compagno di scuola, stava 2 banchi più avanti, non avrei mai immaginato che arrivasse a determinate situazioni, no? Era inimmaginabile.
Allora, la mia convinzione oggi, come era quella dell'epoca, che hanno cercato i fessi del paese, no? E li hanno strumentalizzati al fine di arrivare, qualunque essi fossero, ripeto, fosse anche Valpreda, comunque erano persone che non erano in grado di gestire e di essere sufficientemente capaci di capire quello che stavano facendo. Ma c'è un altro fatto, non vorrei interrompere, lasciamo lo spazio al nostro... No, certo, possiamo sentire anche Enrico Scacco allora. Insomma, la strage, diciamo che è uno degli avvenimenti più importanti, ahimè, della Repubblica, insomma, no? C'è qualche storico che parla di un prima e dopo Piazza Fontana, insomma, e quindi è un atto dirimente nella storia della Repubblica. Ma dopo 50 anni, ecco, ad esempio, no? Anche il nostro titolo di dopo 50 anni solo Mattarella può desecretare. I documenti ci sono, si potrebbe sapere la verità, io credo no? di sì. E allora invece di commemorare le vittime, come avviene andare a ricordare, forse sarebbe il caso che si facesse veramente luce, no? No, quello sicuramente. Non dimentichiamo che nelle indagini su Piazza Fontana il segreto di Stato è stato utilizzato più volte, sono carte giudiziarie, quindi chiunque le può andare a vedere. Lo Stato, o una parte dello Stato, ha deciso di segretare una serie di atti che dovrebbero essere pubblicati, più che altro per capire fino in fondo quello che è successo. Tra l'altro quel giorno sono 5 gli attentati che avvengono in Italia, a Roma e a Milano. Piazza Fontana è solo uno di questi 5. A Roma c'è un attentato all'Altare della Patria, a Piazza Venezia e alla Banca Nazionale del Lavoro. C'è una bomba a Milano inesplosa al Teatro La Scala, quindi le vittime sono superiori a quelle esclusivamente di Piazza Fontana. A Roma ci sono altri 16 morti. Sono 16 feriti a Roma. Scusate, 16 feriti. È ovvio che c'era un disegno, insomma, mi pare chiaro che questa cosa non è avvenuta per caso, perché se in 2 città italiane nello stesso giorno, nell'arco di neanche un'ora, sono 53 minuti, dovevano esplodere, per alcune non sono esplose, 5 bombe, voi capite che è ovvio che c'è un disegno, no? Questo mi pare chiaro. Bisognerebbe arrivare fino in fondo, è ovvio. Allora, siamo nel 69, siamo nel periodo in cui, questo per contestualizzare, non voglio dilungarmi troppo, ma è il periodo in cui la sinistra ha un grandissimo successo elettorale. Il PC comincia a avere molti voti, compresa l'estrema sinistra, compresa quello che sta a sinistra, quindi del PC, cosiddetta estrema sinistra, e le parti più moderate di centro-sinistra. Sommando tutte queste componenti, la sinistra ha già la maggioranza del paese. Se noi sommiamo tutti i partiti che sono presenti in quegli anni lì, fino ai primi anni 70, virtualmente la sinistra può andare al governo. Ovviamente sono divisi, ed è chiaro che diciamo, in questo contesto istituzionale e politico, poiché noi eravamo un paese di frontiera, qualcuno giustamente diceva che l'Italia era l'unico paese del Mediterraneo che non era sotto regime totalitario, quindi c'era Salazar in Portogallo, Franco in Spagna, e in Grecia poco prima i colonnelli erano stati portati al potere rovesciando un regime, invece uno Stato democratico, insomma uno Stato di diritto. L'Italia era l'unica eccezione all'interno di questo contesto e aveva il partito comunista più forte dell'Europa occidentale, e quindi insomma questa cosa pesava molto. Credo che poi noi siamo qui a Padova, gli ideatori, insomma perlomeno su questo è stata fatta chiarezza, gli ideatori che sono di ordine nuovo sono scritti nero su bianco, non sono mai stati trovati gli esecutori materiali, ma questa è un'altra partita, probabilmente desecretando le carte qualcosa potrebbe venire fuori. Ventura ammette tutti gli altri attentati, verrà condannato a 16 anni, meno che dice Piazza Fontana io non c'entro. Sì, perché ed è la stessa cosa che succede alla stazione di Bologna. Sì, certo, gli accusati certo. dicono io ho fatto questo, ma Bologna non c'è. Quindi bisogna anche capire cosa succede dietro, se sono stati incastrati. E questo è il problema. Non si può anche, nelle varie inchieste sono state fatte, ritorno a quelle delle Brigate Rosse, loro sostennero che l'attentato fatto da Valpreda in realtà fu un errore, nel senso che doveva essere un attentato dimostrativo, non sapeva che la banca era aperta in quell'orario perché capitava solo al venerdì pomeriggio per gli agricoltori, no? Come si diceva prima,
e invece le cose sono andate diversamente. Sì, però sono molte le variabili, le ipotesi, voglio dire. Abbiamo la testimonianza, Io non so chi sia il di un matto che vada a intestarsi una frase del genere, voglio dire, anche se l'ha commessa. Torniamo sui fatti, abbiamo una testimonianza, io non credo a quello che a tutto il percorso delle Brigate Rosse, perché parte sempre da Piazza Fontana, non parte da prima di Piazza Fontana, parte dalla conclusione. Ed è sempre la storia raccontata, qualsiasi sia, anche quella di Napoleone, non si può partire da Sant'Elena, bisogna partire da quando lui è nato e poi capire perché è diventato quello che è diventato. Lui non ne fregava niente della rivoluzione francese, voleva fare l'imperatore e si è sposato con la figlia di un imperatore, non per caso. Poi la raccontiamo Napoleone in un'altra maniera, questo Waterloo e tutto il resto, eccetera. Attenzione. Il problema dei fatti, c'è un autista, c'è un tassinaro che dice io ho portato Valpreda. Che era un iscritto del PC? Come? Che era un iscritto del PC, il tassista? Lasci stare. No, perché ci sono i dettagli. No, perché partiamo con l'ideologia. Mi scusi, dopodiché lui era del PC, eccetera. Il questore di Milano, prima di portarlo a Roma, dice per caso è questo? E qui dice no, non è lui perché è più magro, perché... No, dice ma sei sicuro che non sei questo? Ma sei proprio sicuro? Vanno a Milano e fanno il confronto all'americana. Allora mi fanno vedere Valpreda da solo e dice è questo? L'ha già visto alla fotografia? Questo dice sì, è quello che ho visto in fotografia, quindi è Valpreda. Allora non entro io non ho la capacità di divinare, no, di intuire quello che sta succedendo. Un percorso di questo genere fatto da un questore che prima ti faccio vedere l'imputato, poi mi dici se è lui, in America non si accetta perché è scorretto, non scorretto, è contro qualsiasi prova. E questi sono i metodi che lasciano allibiti. Dopodiché i nostri spettatori pensino quello che vogliono, perché è giusto che sia così, quindi accolgano le sue parole, le mie, ma restiamo concretamente sui fatti, e per restare sui fatti io partirò da un giudice che è ignoto alla maggior parte delle persone, il giudice Stiz di Treviso, che a un certo punto arriva un docente, un insegnante, un certo Lorenzon, e dice io so, e incomincia a raccontare. Chi è questo Lorenzon? Dico quello che io ho saputo all'epoca e che scrivevo, e molti miei colleghi da Milano e da Roma venivano per avere dei documenti, cioè delle cose concrete, no? Lorenzon dice io so, ecco, non voglio insistere su questo fatto. Stiz incarica anche Calogero di seguire la cosa, e c'è un comandante, qui ho un vuoto di memoria, comandante dei Carabinieri ex partigiano, che prende a cuore questa cosa, gli viene consegnata e dice allora Lorenzon, dice parla con Ventura perché Lorenzon ha un problema, è un testimonio. Allora non c'era la legge sulla difesa del pentito, quindi non possiamo metterlo in mezzo perché sennò non è più efficace come testimonio, può essere messo in discussione. La legge sui pentiti verrà poi fuori con la mafia. E allora dice parla con Ventura, ti mettiamo un microfono e registriamo tutto, no? Io intervisto questo, sono a contatto con questo comandante dei Carabinieri e dico, e cosa è successo? Dice, abbiamo sentito tutto, e mi racconta quello che hanno detto, però il nastro si è rovinato. Allora
a pensar male, diceva Andreotti, è brutta cosa, spesso ci si indovina. Comunque è andata così. Che cosa parlano? Lui è il contatto tra Freda e Ventura, no? Ma non è il portavoce di quello che faranno, è solo trovatevi in una certa maniera, perché se i due continuano a incontrarsi, chiaramente non fa parte di una strategia giusta di collegamento, no? Bisogna mettere uno in mezzo. La mafia ci racconta dei pizzini e di quello che li porta, no? Ecco. E questo Lorenzon dice: come facciamo a metterlo come testimonio? Che cosa diciamo perché è testimonio? Come possiamo? Dice, perché apparteneva, no? Perché sennò ci fregano il testimonio. È l'amante di Ventura. Quindi Ventura diventa omosessuale. Li fanno incontrare, registrano tutto e poi c'è la guerra tra Padova e il tribunale di... Io vado, diciamo, in tempi molto veloci perché la storia è molto lunga. L'incontro avviene dietro lungo le mura di Treviso, vicino alla scuola Pio X, al collegio Pio X, e la polizia segue con la gazzella, con il microfono e tutto il resto, no? E da qui parte la grande indagine. Ma dove hanno trovato l'esplosivo? Io l'ho scritto a suo tempo. C'è un agricoltore, ha una bella tenuta nella zona del Prosecco, che usa i cannoni antigrandine. Abbiamo questa specie di cannoni che se avete voglia cercate sulla rete, lo troverete. Spariamo queste bombe perché spacchiamo le nuvole, frantumiamo la grandine e ci salviamo. E quindi questi vengono, è da qui che parte l'esplosivo, è da qui che parte il collegamento. Il titolare scappa in Sud America, perché ovviamente aveva paura, ma scrive. E io avevo documenti, purtroppo non avevamo i telefonini all'epoca, quindi non si poteva fotografare tutto. Lui scrive un libro sulla rivoluzione e lo scrive con formule matematiche. La democrazia diviso la dinamite è uguale alla libertà o cose di questo genere. Adesso vado un attimo a memoria. E scrive questo libro dove espone tutta la sua ideologia su un mondo completamente nuovo della post-rivoluzione. E scappa in Sud America, molla tutto, molla tenuta, molla tutto. Tutti questi fatti nei processi successivi non esistono, ma sono documentabili e documentati. Il giudice Stiez teme un attentato, così Calogero sarà scortato per anni dalla polizia perché anche lui teme un attentato. Ma abbiamo invece un altro fatto, che a Padova un portinaio ex carabiniere viene trovato una mattina dalla moglie in fondo alla tromba delle scale, a faccia in giù. Chiamano la polizia, guarda caso in quel palazzo abitava Facchini, e abitava un altro esponente di estrema destra, di destra, che era un fotografo. Questa cosa nasce perché lui è testimone involontario di persone che salgono e scendono le scale e che vengono inquisite dal capo della mobile di Padova, Salvatore Giuliano, che cerca di trovare la strada, il percorso di queste situazioni. Non è collegato con Treviso. Però siccome a Padova succedono che si mettono le bombe all'università, eccetera, bombe carta, tutto quello che volete, quindi lui si tiene responsabile di indagare e indaga e chiede come testimonio proprio il buon portinaio. E allora a questo punto
il famoso fotografo viene da me perché scrivevo gli articoli e mi dà 2 rullini da sviluppare. Dice, io li ho fotografati con un Hasselblad, una delle belle macchine 6x6 dell'epoca, me le porta e dice, io non te lo date, fai quello che vuoi, e io le pubblico. Allora, quando viene fotografato la vittima, viene fotografata appoggiato quasi di schiena. In realtà, e viene detto, è caduto dalle scale perché si è sentito male. Cosa fattibile. La persona che mi porta i rullini fotografici mi dice, stai molto attento, perché io ho fotografato, quando sono uscito, ho sentito rumore, la moglie che grida, eccetera, sono uscito, ho visto il fatto, da fotografo corrispondente, eccetera, sono entrato, ho preso le macchine fotografiche e fotografato. Sul fondo della scala c'erano le impronte delle mani, che poi si sono asciugate, lui stava lavando le scale, si sono asciugate e quindi non lo vedrai più nelle fotografie successive. Ma quello che è importante è che lui non è caduto perché si è sentito male, ma è caduto ed era cosciente di quello che stava succedendo, no? E difatti io ho pubblicato la fotografia con le impronte delle mani, la fotografia prima, quando lui è caduto e quindi non è ancora arrivata la questura, dopo col lenzuolo sopra la questura lo ha spostato, evidentemente per vedere la situazione, eccetera, e quindi non erano più le fotografie che avevano pubblicato i giornali, cioè quelle erano fotografie di giornali, in realtà non avevano le fotografie prima, ovviamente, e quindi le abbiamo pubblicate. Ecco, questo dà l'idea, e qui c'è di mezzo il capo della Mobile, Giuliano, che gli viene tolto lo stipendio senza un processo, senza un provvedimento, e lui se ne va, scappa in Puglia, poi sarà recuperato e rimesso nel suo ruolo originale. Ecco, questa è la situazione che stava succedendo. In quel famoso testimonio, che è morto nella tromba delle scale, aveva assistito allo scambio di pacchi contenenti esplosivo. Ecco, questi sono i punti. Allora, credo che se ci fosse un po' di pazienza, io ho esposto 2 libri che sono usciti recentemente in merito alla commemorazione di questo evento, no? Piazza Fontana, i colpevoli e strage di Piazza Fontana. Purtroppo ho visto che né la RAI né questi libri parlano di questi giudici che avevano in mano le prove di eventuali responsabili e sono stati, diciamo, non sufficientemente motivati a continuare nel loro lavoro. Erano persone oneste. Allora, siccome più tardi, diciamo che 20 anni più tardi, è successo che un certo Falcone e Borsellino hanno subito delle cose analoghe, vuol dire che lo Stato in qualche momento ha interesse che le cose vadano in una certa maniera e usa sempre i cretini del villaggio, perché sono quelli che meglio si adoperano a fare certe cose. E lasciamo stare i partiti, perché i partiti hanno una loro, diciamo, ideologia e non credo che siano in grado, perlomeno in Italia, di organizzare certe cose. E quindi direi che un approfondimento su queste vicende sarebbe necessario e facile da fare, non solo la commemorazione, perché la commemorazione senza giustizia è una sorta di insulto alle vittime. Certo che è la situazione odierna. Dobbiamo andare in pubblicità. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. Bene.